Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura le strade siciliane si macchiano ancora di sangue. Un incidente mortale si è verificato ad Altofonte, in provincia di Palermo. La vittima è il 19enne Alberto Lopresti, che viaggiava a bordo di una moto. Fatale per lui lo scontro contro un mezzo della nettezza urbana. Si tratta dell'ennesima giovane vita spezzata troppo presto. Nuovo naufragio lungo le coste dell'Agrigentino. Un barcone si è schiantato vicino alla spiaggia di Torre Salsa a Siculiana. Dopo ore di ricerca è stato individuato anche un cadavere, ma si teme che non sia l'unica vittima. Secondo i superstiti, infatti, rintracciati ieri mentre vagavano zuppi sulla statale, a bordo dell'imbarcazione c'erano circa 80 migranti, ma non tutti sarebbero riusciti a toccare terra. Condannata a 30 anni in appello, un esponente di rilievo della mafia nigeriana era libero e sottoposto a sorveglianza speciale, in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione. Mentre pensava di fuggire da Palermo emigrando in Svezia, avrebbe organizzato una florida attività di spaccio di crack e hashish a Ballarò. Il sogno di scappare verso il paese scandinavo, però, è stato infranto dai finanzieri, che lo hanno portato in carcere. Ti darò tanti di quei pugni in viso che tua madre non riuscirà più a riconoscerti. E questa è una delle frasi agghiaccianti pronunciate da un 41enne di Mascalucia, che avrebbe fatto vivere un vero e proprio inferno alla sua ex solo perché non accettava la fine della loro relazione. Dopo la denuncia della donna avrebbe anche finto di essere cambiato per convincerla a mettere a tacere tutto. Le violenze però non sono mai finite e l'uomo è finito ai domiciliari. In conclusione è stato sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Randazzo nel Catanese. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri in base ai risultati delle ispezioni avvenute all'indomani dell'operazione Terra Bruciata. L'amministrazione per i prossimi 18 mesi sarà affidata a una commissione straordinaria. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.